La santità nei giovani, avete organizzato un apposito incontro. Come si svolgerà? Quando? Ci illustri un poco questa iniziativa. Venerdì abbiamo voluto ricordare con un convegno studi un giovane di Azione Cattolica, Dino Varisano, che è morto giovanissimo, molto tempo fa, e lo vogliamo ricordare parlando ai giovani, proponendo ai giovani una figura ideale, un modello di vita, perché oggi è sotto gli occhi di tutti la situazione esistenziale dei giovani. Giovani che prendono a calci, se ne approfittano di un poveretto fino a farlo morire. Siamo dinanzi ad una emergenza davvero educativa nei confronti dei giovani. Come rispondere? Con le solite conferenze, dibattiti? Certo, devono venire. Noi questa volta lo vogliamo rispondere attraverso un'immagine, una figura, un giovane che ha trascorso la sua breve esistenza nella santità di vita e dunque ricco di valori. Una iniziativa organizzata dal Centro di Bioetica, dall'Azione Cattolica Diocesana e anche dall'Ufficio Pastorale Giovanile della Diocesi di Agrigento, unitamente ad altre realtà. In quell'incontro ai giovani, tra musica e canti, tra testimonianze e altro, vogliamo proporre letture di alcuni pensieri spirituali che Dino Varisano ha scritto. L'incontro si svolgerà presso la Fondazione Leonardo Ciacia di Racalmuto.